Quello all'interno di Palazzo Bo, all'Università di Padova, è il più antico teatro anatomico perfettamente conservato, datato 1595, un autentico gioiello che per la prima volta diventa atelier e si presta a custodire 3 opere allestite nella cucina anatomica, dove venivano preparati i corpi per le dimostrazioni nello studio dell'anatomia, e il teatro stesso, dove si tenevano le lezioni dei luminari della medicina di allora. Luogo avvolto oggi più che mai da un fascino incredibile ai più sconosciuto, che si apre come un occhio al mondo. Proprio alla vista, senso ed organo viene dedicato questo suggestivo spazio di introspezione artistica, a cominciare dall'Atlante a tavole mobili che mostra il meccanismo dell'occhio di Gustav Josef Witkowski del 1880, per proseguire con il Cretto di Alberto Burri, uno dei padri dell'astrattismo, e 2 lavori di Nicola Samori presenti a questa Gare de l'Est. Quello che un visitatore trova è sicuramente la meraviglia, perché viene qui credendo di vedere, studiare, conoscere l'anatomia, ma trova proprio un altro meccanismo, che è quello dell'idea del vedere attraverso filtri diversi, che sono quelli appunto delle opere d'arte. Uno dei lavori di Nicola Samori intreccia marmo a un frammento di pietra lunare proprio nel cuore del teatro anatomico, apoteosi di fusione di materie e concettualità. La densità dello spazio agisce in una misura impressionante rispetto a quello che accade solitamente, dunque ha portato ad un accumulo di concentrazione nello sviluppo, nelle dimensioni della forma, ma della qualità della forma in termini anche di meraviglia, che devo dire altrove probabilmente non sarebbe accaduto. La mostra si potrà visitare sino al prossimo 15 marzo.